l'uomo che pace non ha. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentor. Gloria all'Ore, ogni mamma, ogni lingua ed ogni Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Siamo qui riuniti questa sera, 8 giorni dalla morte di Don Claudio Cidin, per pregare per la sua anima, per ringraziare il Signore anche per il bene che ha fatto in mezzo a noi, per la nostra Chiesa. Vogliamo domandare perdono al Signore dei nostri peccati. Signore che sei venuto a salvarci, Kyrie eleison. Cristo che sei morto in croce per nostro amore, Christe eleison. Signore che rinnovi la nostra vita col dono della tua pace, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale. Fa che riprenda vita per la passione del tuo unigenito Figlio. Egli è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verranno meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Il Signore è mia luce. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.
sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Celebriamo questa messa di suffragio per Don Claudio all'interno della Settimana Santa ed è un dato certamente cronologico, dovuto appunto agli 8 giorni della sua morte, ma è anche molto significativo perché è proprio nel mistero pasquale che trova senso ogni vita, ogni mistero, ogni vocazione cristiana, come anche quella del sacerdote. Lasciamoci allora guidare dalla parola di Dio che la Chiesa ci offre in questo inizio di Settimana Santa. Anzitutto la prima lettura che parla del servo di Dio e soprattutto sottolinea il suo stile, uno stile soprattutto di discrezione, di misericordia, di attenzione. Dice il profeta: non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Ecco, la verità va proclamata, ma è una verità di misericordia, di rispetto, di discrezione. E anche Don Claudio ha vissuto questo stile e insieme questo stile è un impegno per la missione, portare la luce di Cristo, dice il profeta,
quella che illumina i cuori dentro le comunità dove Don Claudio è stato mandato, in particolare in questa in cui era molto affezionato, ma con lo stile appunto del profeta, del servo di Yahweh, del servo di Dio, uno stile appunto di rispetto, uno stile che interpreta la grande attenzione e la grande misericordia che Dio ha per noi. Abbiamo poi ascoltato e pregato il Salmo responsoriale, molto bello perché dice una fede nel Signore che è luce e salvezza, che toglie ogni paura, ogni timore anche nei momenti più bui, come quello della malattia e della morte. Una fede che porta a dire, sono certo che Don Claudio ha detto così, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. E la terra definitiva dei viventi non è qua giù, ma è nella comunione piena con il Signore risorto. Qui però possiamo cogliere l'invito finale del Salmo che ci sostiene e ci sostenga nei momenti più difficili, come quando appunto vogliamo ricordare una persona cara che è morta. Spera nel Signore, dice il Salmo, sii forte, si risaldi il tuo cuore e spera nel Signore. È la speranza che dà la forza veramente al cristiano. E poi abbiamo ascoltato il Vangelo, un Vangelo che si colloca cronologicamente vicino alla Pasqua, 6 giorni, si colloca poi a Betania, Gesù si trova da amici e sono belli i 3 atteggiamenti che vengono sottolineati. Marta che serve, Lazzaro che è uno dei commensali e Maria che dona un profumo prezioso. Sono i 3 atteggiamenti che dobbiamo sempre vivere nei confronti del Signore. Da una parte essere commensali con Lui, come stiamo vivendo adesso nell'Eucaristia, ma per imparare a servire si serve il Signore negli altri, soprattutto nei poveri, e poi anche donando il profumo della preghiera, il profumo della contemplazione. Un profumo che risulta sprecato, l'obiezione di Giuda molto chiara, ma in realtà Gesù dice no, non è sprecato, è conservato per la mia sepoltura, lasciala fare perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. E lo ha conservato paradossalmente proprio perché lo dona. Maria ha capito il senso profondo della morte di Gesù, che è appunto il dono di sé. E c'è appunto un paradosso nel dialogo con Giuda. Il profumo, giustamente sottolinea, ha un grande valore economico, 300 denari sono la paga di un anno, ma se non viene diffuso perde il valore vero, mantiene il valore economico ma perde il valore vero del profumo, il suo vero valore che è quello di essere diffuso, di essere donato. Un valore che tra l'altro evidenzia, potremmo dire, la inutilità del profumo. Il profumo non serve, non si mangia, non si usa per fare qualcosa, però si diffonde per tutti, lo possono odorare, possono avere il piacere della sua fragranza ed esprime una gratuità, la gratuità dell'amore, appunto l'amore che serve a se stesso. L'amore non si giustifica per qualcos'altro, l'amore vale tantissimo ma appunto perché non ha prezzo, e se lo avesse non sarebbe vero amore. L'amore comprato o che vuole comprare, lo diciamo chiaramente, è prostituzione, non è amore. Si ama perché si ama e non c'è altro motivo che l'amore per amare. Ecco, l'amore non l'abbiamo inventato noi, rappresentato da questo profumo, lo riceviamo come dono, perché il profumo sparso è la vita stessa di Gesù che si dona a noi sul Calvario, e se lo si riceve come dono siamo chiamati a nostra volta a ridonarlo con la nostra vita. Certo, dentro anche le nostre fragilità, i nostri limiti, le nostre fatiche, però con verità, con generosità. Ecco, mi pare che Don Claudio sia un sacerdote che ha intuito tutto questo, ha avuto fede nell'amore di Dio, ne ha per così dire percepito il profumo anche nei lunghi mesi di prova e a sua volta ha amato e si è donato. Allora dobbiamo ringraziare il Signore per questo suo dono, dobbiamo ringraziare il Signore per la vita
sacerdotale di Don Claudio per la sua testimonianza di fede. E dobbiamo pregare, per questo siamo qui stasera in chiesa, perché il Signore lo accolga presso di sé, purificato da tutte le fatiche, da tutte le sofferenze, le incomprensioni, le fragilità, e gli conceda di continuare a pregare e a intercedere con affetto e col suo stile di discrezione per il nostro presbiterio, per la nostra Chiesa, per le comunità che ha servito come pastore, per tutti i suoi cari e amici e per le persone che ha amato nella sua vita, testimoniando l'amore senza prezzo del crocifisso. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore, perché confermi il popolo cristiano nella fede e nell'unità della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore, perché tocchi il cuore degli uomini per una soluzione giusta della guerra in corso in Ucraina e faccia rifiorire la pace, preghiamo. ascoltaci, Signore, Per il defunto Don Claudio, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna e nel ministero sacerdotale ha portato ai fratelli la misericordia di Dio per mezzo dei sacramenti, perché la colga nella comunione dei santi, preghiamo. ascoltaci, Signore, Per Don Claudio, che nella Chiesa ha esercitato con umiltà il sacro ministero, perché lo renda partecipe della liturgia del cielo, preghiamo. ascoltaci, Signore, Per tutti noi qui raccolti nella fede di Cristo, perché ci faccia gustare la verità della sua Pasqua di resurrezione, che ci dice che il male e la morte non sono l'ultima parola nella storia e sulla vita dell'uomo, preghiamo. ascoltaci, Signore. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Oggi con bontà il tuo sguardo, Signore, ai santi misteri che celebriamo, il sacrificio che nella tua misericordia hai disposto per annullare la nostra condanna, produca per noi frutti di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua, di morte e di risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo caro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. E ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e in particolare il nostro fratello Claudio sacerdote, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Visita, Signore, il tuo popolo, consacrato a questi santi misteri, proteggilo col tuo amore premuroso, perché custodisca col tuo aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Continui la nostra preghiera in questi giorni per Don Claudio, anche per tutte le persone che vi sono state care, e davvero contempliamo durante le feste pasquali il mistero della morte del Signore, che dà senso alla nostra vita, che apre tutti noi alla sua risurrezione e ci dona la speranza anche nei momenti più difficili. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie.